La Madonnina. Caorle non può prescindere da essa. Un faro di devozione e di speranza per chi va per mare e per chi resta a riva. Un culto che si rinnova ogni anno. Una chiesetta a ridosso dell'acqua che protegge, con la sua delicata presenza, la città. I concordiesi probabilmente eressero questa piccola chiesetta proprio sul mare e questa chiesa poi diventò famosa perché probabilmente nel VII-VIII secolo d.C. avvenne un fatto miracoloso. Fu trovata dai pescatori in mare, galleggiare sul mare, una statua della Madonna che non si sa come è stata tratta a riva dalle reti dei pescatori e portata dentro la chiesa che prima era dedicata all'angelo Michele, l'arcangelo Michele che è anche il patrono di Caorle, ma da quel momento in poi fu ribattezzata Chiesa della Madonna dell'Angelo. E questa chiesa, questa statua che poi è stata anche distrutta un secolo fa per un incendio, è stata poi ricostruita in Val Gardena dagli intagliatori, gli artisti del legno della Val Gardena, è stata sempre considerata la patrona dei pescatori di Caorle. Di caratteristico c'è, oltre alla processione della Madonna dell'Angelo che dal santuario viene portata in Duomo, c'è anche l'incendio, il famoso incendio del campanile, come segno di saluto alla statua, all'effigie della Vergine dell'Angelo. Invece la più grande processione dedicata alla Madonna dell'Angelo è quella quinquennale che si svolge per mare, ogni 5 anni quindi, e la prossima edizione sarà il 13 settembre del 2020. In quella occasione tutte le barche dei pescatori imbandierate a festa col Gran Pavese seguono la caorlina grande che porta la statua della Madonna e la porta per mare fino a riportarla al suo santuario. Caorle ogni estate offre un ricco calendario di eventi musicali, culturali ed enogastronomici. Particolarmente apprezzata è Un mare di latte e formaggi, iniziativa che da qualche anno consente ai vacanzieri di conoscere da vicino i formaggi del Veneto. I turisti conoscono soprattutto i nostri grana, ma però quando fai assaggiare a un turista tedesco, a un turista olandese che sono in massa in questa spiaggia, prodotti come la casatella trevigiana, prodotti come le nostre DOP, il Piave, loro vengono, li assaggiano in maniera diffidente inizialmente, poi li riassaggiano e li comprano, tornano il giorno dopo, li ricomprano e ti chiedono dove li possono trovare nei loro paesi d'origine. Quindi questa è la nostra caratteristica, la qualità e la sicurezza alimentare. Nel Veneto abbiamo 8 DOP, quindi questa è una presentazione importante del lattiero caseario del Veneto. Partiamo dalla più piccola in ordine di quantità che è la casatella trevigiana, a un grande prodotto che è il grana padano, poi abbiamo il Piave, prodotto esclusivamente nella provincia del Bellunese, il Montasio a cavallo fra il Veneto e Friuli, l'Asiago, provincia di Treviso e provincia di Vicenza e qualcosa nel Trentino, il Provolone Valpadana e il Monteveronese esclusivamente in provincia di Verona. Quindi abbiamo delle caratteristiche con questi formaggi DOP importanti in quanto che sono regolati da un disciplinare che ne detta il limite del territorio dove possono essere prodotti, che anche il tipo di lavorazione. Per un turismo moderno la città di Caorle è all'avanguardia e naturalmente chi viene qui si trova anche a suo agio perché c'è una residenzialità, c'è la possibilità di vivere assieme ai residenti e quindi le emozioni che si cercano anche ora nel turismo sono sicuramente garantite. Siamo all'altezza della chiesa della Madonna dell'Angelo, il santuario a mare, ma sullo sfondo vediamo anche il campanile cilindrico di Caorle. È una caratteristica unica perché oltre ad essere una canna cilindrica ha anche una cuspide conica che lo differenzia da altri
campanili dell'epoca bizantina. Infatti il campanile risale al 1070 d.C. A fianco c'è il Duomo di Caorle, che è più antico di poco perché è stato eretto nel 1038. Ma a quell'epoca Caorle aveva già quasi 1000 anni di storia, perché prima Caorle era il Portus Reatinum della città romana di Iulia Concordia, oggi Concordia Sagittaria, e ci sono testimonianze e reperti dell'epoca romana di Caorle. Ma naturalmente la grande storia di Caorle, che ricordo che per 1000 anni è stata sede vescovile, è assolutamente associata alla storia di Venezia. Il centro storico un tempo era intersecato da canali che nell'andare degli anni, intorno al 1700-1800, sono stati interrati. Oggi la strada principale, il Salotto Buono, dove migliaia e migliaia di turisti da tutta Italia e da tutta Europa passeggiano e godono della bellezza di Caorle, si chiama Rio Terà, appunto un canale interrato. Caorle regala scorci inusuali anche nell'entroterra. Qui siamo a Ca' Corniani, storica tenuta agricola, dove c'era un'immensa palude, grazie alle bonifiche, rinascono terreni fertili e facilmente coltivabili. Si parla del 1851, ancora prima dell'Unità d'Italia. Il signor Francesconi, uno di questi soci delle assicurazioni generali, sono venuti qua in pratica e hanno acquistato questo terreno che comunque in origine era solo palude e basta. Quindi hanno iniziato a fare le bonifiche. C'è stata una prima bonifica e poi dopo una seconda, perché durante la prima guerra mondiale, quella del 15 e 18, hanno rotto gli argini giustamente per non far arrivare i tedeschi e poi insomma la storia che si sa, ecco. Questa tenuta ha circa 1700 ettari di terra, fino agli anni 90 era divisa in due reparti, c'era il reparto in centro qua e fuori allo Stato Mezzadrile c'erano circa 97 capifamiglia, con un totale di 830 abitanti fuori in queste campagne e altrettanti erano qua nel centro. Pesce fresco, prodotti orticoli, gli ingredienti dei piatti della tradizione locale. Possiamo incominciare dai canestrelli, sono fatti alla piastra con una piccola panure di sale, pepe, un po' di grana e pane grattugiato. Poi passiamo a un baccalà bianco mantecato con la polenta di riso venere, quindi c'è il contrasto fra bianco e nero e il caldo e il freddo, perché la polenta giustamente è calda. Poi passiamo al primo ed è una linguina di pasta di grano duro con il granzo poro. Il complesso comprende anche una grande cantina che è stata restaurata e riaperta al pubblico di recente. Da andare a vedere, perché dentro oltre che alle volte che hanno messo a posto e mantenuto come era in origine, c'è da dire anche che attraverso questi camini che vediamo sopra tutti quanti vengono qua e mi chiedono: ma signora, cosa c'era? Che fornace c'era? No, è sempre stata una cantina, solo che è stata fatta con questi camini per il riciclo dell'aria e c'è sempre un microclima all'interno con sto riciclo d'aria. E ci sono sempre fra i 16, i 17 e i 18 gradi. Volavano alti nel cielo i germani reali e i codoni si alzavano all'improvviso nei canneti verso spazi eterni. Guizzava il cefalo a mezz'aria, ricadendo nell'acqua, e le anatre si perdevano nei giochi di ali e di luci. Ernest Hemingway, colui che lasciò il cuore in laguna.